8 etti di cocaina scoperti e sequestrati in un immobile in zona Frari a Venezia dalla squadra volanti lagunare del 113 durante un controllo notturno. Tutto è partito con una verifica di routine e l'identificazione di un uomo che ha poi portato gli agenti a smantellare una centrale di confezionamento e approvvigionamento di cocaina. La polizia si è insospettita perché poco prima dell'una l'uomo di origine albanese, senza precedenti a suo carico, camminava per il centro veneziano con fare sospetto. Durante il controllo è stato trovato infatti con 2 dosi di cocaina. Una volta in questura, però, gli agenti hanno continuato la perquisizione e tra le poche cose che l'uomo aveva con sé c'era anche una chiave. Proprio quella chiave che apriva il covo dello spaccio e dove poco dopo è stato trovato quasi 1 chilo di cocaina, oltre a materiale per confezionare la droga e spacciarla. Lo spacciatore, poco meno che trentenne, ora è in carcere in attesa di convalida.